Numerosi i temi da seguire oggi a Piazza Affari, ma ovviamente in Italia ancora si discute dell'esito delle elezioni regionali 2010. Completato lo spoglio delle schede, andiamo a fare un rapido riassunto di quelli che sono stati i risultati. Come potete vedere dalla nostra grafica, la Lega ha decisamente dominato al nord. Partiamo però dal centro Italia. La Toscana ha evidenziato in questo caso invece un successo del candidato del centro-sinistra. Enrico Rossi ottiene quasi il 60% delle preferenze e supera Monica Faenzi del centrodestra. Proseguiamo in Lombardia, invece quarto mandato per Roberto Formigoni, 56,11%, supera nettamente il candidato del centro-sinistra Filippo Penati, sul quale in realtà si sono anche sviluppate alcune controversie proprio all'interno dello schieramento del centro-sinistra. In queste ore, tra poco nella rassegna stampa vi riferiremo. Proseguiamo, andiamo a vedere il Piemonte. Qui è stato un vero testa a testa, uno tra i più accesi insieme al Lazio, che andremo a vedere in seguito. Roberto Cota ha prevalso sul filo di lana con un 47,3%, con un 48,2% sulla candidata del centro-sinistra Monica Bresso. Proseguiamo e andiamo a vedere in Liguria. Qui successo del centro-sinistra, Claudio Burlando, 52,14% dei voti, supera il candidato Biasotti. Andiamo avanti, vediamo in Veneto, qui un successo annunciato per la regione del nord-est. La successione a Galan era annunciata per l'appunto e Luigi Zaia della Lega Nord ottiene oltre il 60% dei voti. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere l'Emilia Romagna, successo del centrosinistra, anche qui del resto senza particolari difficoltà per Vasco Errani. Proseguiamo, andiamo a vedere finalmente il Lazio, anche qui testa a testa e a prevalere sul filo di lana con un vantaggio davvero minimo Renata Polverini del centrodestra, di misura dicevamo su Emma Bonino. Direi di terminare qui questa rassegna. La Basilicata ha visto la vittoria del candidato del centrosinistra col 62,5%, anche in questo caso una vittoria decisamente netta. Torniamo sui temi di borsa.